costa è stata duramente colpita in tutte le sue parti, tutte le località sono state interessate da questa mareggiata di proporzioni importanti. Sicuramente la zona di Isola Verde, di Rosolina, di Chioggia Sottomarina, alcune parti anche della parte orientale della costa, e quindi insomma la pineta di Jesolo, che è da sempre un posto molto delicato, il comparto S1 di Eraclea. È presto per fare una stima dei danni, lo vedremo nei prossimi giorni, ma sicuramente è stato smarrito molto materiale sabbioso e in alcuni casi abbiamo avuto anche della penetrazione dell'acqua all'interno dei centri abitati, quindi sicuramente è una situazione molto grave. Questo evento è leggermente di portata inferiore rispetto a quanto accade nel novembre 2019, quella che tutti noi conosciamo come acqua grande. Fortunatamente in questo caso non abbiamo avuto un'intensità di vento paragonabile a quel tempo, ma è indubbiamente una mareggiata molto forte. Ci sono delle località che sono state colpite in maniera veramente importante. Nei prossimi giorni avremo un computo non solo dei danni, ma soprattutto dell'enorme quantità di materiale sabbioso che è stata dispersa. È evidente che mettere in sicurezza le spiagge è la prima cosa da fare per mettere in sicurezza una componente fondamentale del primato turistico della nostra regione. La situazione è abbastanza sotto controllo, diciamo che il punto più critico, l'acqua alta è arrivata fino alle 9:30, la punta massima, e dobbiamo dire che ha tenuto abbastanza bene in riferimento anche alle dune che sono state costruite. Diciamo che ha eroso all'incirca sui 4 km di spiaggia. Dobbiamo dire che come al solito siamo stati noi imprenditori lungimiranti, abbiamo affrontato questa tematica già nel passato, abbiamo costruito le dune che ogni anno vengono ricostruite ovviamente, e questo ha fatto sì che ci ha salvato le nostre infrastrutture, oltre che a salvare anche il territorio. Dovremmo fare il punto della situazione, anche parlare anche con la nostra amministrazione comunale e chiedere anche un supporto, perché non è che possiamo sempre ogni volta metterci noi di tasca nostra ovviamente per cercare di salvare il territorio e di appunto circoscrivere il problema. Ecco.